Buongiorno a tutti amici. Giornata post escursione in barca. Ho la schiena a pezzi come se mi fossi allenato. Pensate ai colpi che abbiamo preso tutto il giorno. No, all'andata è stato davvero panico e poi fuori perché pensavo di stare meglio respirando aria fresca, invece schizzi tremendi, ma schizzi, secchiate di acqua. E poi si saltava molto, essendo davanti ovviamente sbatte di più, ma distrutto. Comunque siamo alle colazioni e poi si lavora un po'. Ieri non abbiamo fatto niente, siamo usciti prestissimo come avete visto, quindi si lavora un po'. E poi oggi dobbiamo interessarci per riuscire ad uscire dal paese e avere altri 2 mesi di visto di permesso, il nuovo timbro nel passaporto. Davide farà la scuola e con Rita usciremo. Uova al tegamino, prosciutto, spremuta, bresaola, pane caldo, ne abbiamo. Giornate e temperature sempre straordinarie. Petto nudo, 7:30 del mattino. Guardate che bella giornata oggi. Sembra che sia calato anche il vento. Quando facciamo le escursioni noi è sempre un po' brutto, succede sempre qualcosa. Però vabbè, non si può programmare tutto. Eccola qui la nostra colazione. 100% spremuta. Buongiorno. Ha dato anche. Abbiamo il nostro uovo, abbiamo la nostra bresaola regalata da Enzo, un ristorante a Samui, sardo, buonissima. Si chiamava Four Black, se non sbaglio, 4 muri. Sì, bene. Vabbè, ci ha regalato anche quest'altra che è fantastica. Comunque prendiamo i bicchieri e iniziamo a mangiare, dato. Certo. Buone. Buona. L'1:45 amici, abbiamo lavorato, Davide ha studiato sino adesso, è dalle 8 del mattino. Ecco perché non ho più filmato nulla, ero seduto qui al portatile. Ci stiamo allenando. Ma adesso ci stiamo allenando, abbiamo quasi finito di fare anche questo. Rita invece deve organizzare il pranzo. Sì, Rita addetta alla cucina. Buon appetito a tutti amici. Rita ci ha fatto un pranzetto, broccoli, polpettine, quello che troviamo in giro. Abbiamo però l'olio d'oliva, ci siamo comprati. Abbiamo una bottiglia di vino e mangiamo nei piattini piccolini perché in casa non ce n'è altri. Io nella ciotola. Dai, Rita non la c'ho. Colazione. Fa niente. A dopo, ci si vediamo in scooter per andare a sentire il discorso dei visti. Lasciamo Davide a studiare a lezione sino alle 6 e io e Rita, eccola qui, andiamo ad informarci per quanto riguarda la possibilità di uscire dal paese e avere di nuovo i 2 mesi di visto turistico. Perché quando finiremo il terzo, quello che abbiamo rinnovato con Mario e Carla, dovremo ripartire. dovremo uscire. Dopo 46 minuti di scooter siamo dall'altra parte di Phuket, siamo proprio nella costa ovest totale, qua ci sono le spiagge più belle, infatti più avanti prenderemo casa qui, ma siamo arrivati a KBV Visa Run. Abbiamo trovato subito professionalità, velocità, c'è poco da perdere tempo. Abbiamo già l'appuntamento il 14 di febbraio, poi vi dico anche cosa costa e possiamo rimanere ancora d'inverno qui in Thailandia. Al calduccio. Non volevamo rientrare in Italia a febbraio. Ragazzi, non ho filmato prima perché non sapevo neanche se volesse, invece sì, è tranquillissimo. Si chiama Sunny. Piacere, nice to meet you. Ed è colui che si occupa di queste faccende che adesso vi spiego meglio. Thank you. Ci vediamo. Ciao, bye bye. Allora ragazzi, la questione è semplice, forse l'avete anche già capita, ma la spiego meglio. Quando si entra in Thailandia ti timbrano il passaporto e hai 2 mesi. Dopo 2 mesi puoi rinnovare per un altro mese e noi l'abbiamo fatto l'altro giorno con Mario e Carla.
finiti 3 mesi devi uscire per forza dal paese, per forza, se no ti vengono a prendere la polizia a casa e son guai, o paghi di più, a meno che non ti rivolgi a un'agenzia come questa e qualche giorno prima che scada il visto ti accompagnano fuori dal paese, andremo in Malesia, esci, rientri, ti timbrano di nuovo il visto e hai di nuovo i 2 mesi come quando siamo sbarcati a Bangkok. Ok? Tutto a posto, quindi possiamo rimanere ancora mesi. Contenta? Felicissima. Grande Rita. Era qua, la passeggiatina qua, bella. Questa zona di Phuket è bellissima, come lasciamo la casa dove siamo attualmente e veniamo qua. Qui è pieno di questi pulmini rossi che ti portano in giro. Un taxi. Ragazzi, ci troviamo a Patong Beach, tra una delle spiagge più conosciute, famose e belle di Phuket. Adesso entriamo in spiaggia e ve la facciamo vedere. La spiaggia è stupenda, sembra di stare a Rimini da quanta gente c'è, però la spiaggia è stupenda. Che ne dite? Ce n'è spiaggia? E persone. Da quella parte tutto lettini e ombrelloni. Comunque ve l'abbiamo fatta vedere giusto un attimo, perché intanto dobbiamo venire qui e una settimana la facciamo qua da questa parte di Phuket e quindi le vedremo tutte quante una a una. Adesso continuiamo a fare un giro in scooter e poi dobbiamo riavvicinarci anche a casa, ci vuole quasi un'ora per arrivare dove abbiamo la casa noi. Quindi queste spiagge le vedremo e le filmeremo anche per voi, magari anche dalla mattina presto quando non è così piena di gente. Se prendiamo la casa qua vicino puoi venire alle 8 del mattino che di sicuro non c'è nessuno o poca gente, e qualche bella dronatina qua fa a farla. C'è un bordello pazzesco, guardate quanti scooter ci sono e quante macchine. 50 minuti per rientrare. Questo posto è stupendo, ragazzi, pazzesco, non vedo l'ora di venire da questa parte, meraviglioso, quanti locali e quanta gente per le strade. C'è un po' di traffico, ragazzi, non si riesce neanche a camminare. Casino tremendo a Phuket. Siamo di nuovo dietro casa, ci siamo fatti questi altri 45-50 minuti di scooter. 2 ore per questa commissione, solo di scooter. Adesso siamo nella costa, ci sono spiagge, c'è forse un porticciolo e anche tante bancarelle come sempre che vendono da bere e da mangiare e anche abbigliamento. A sinistra tutto hotel e ristoranti, residence, e a destra porto, spiaggia, mare. Qua c'è l'acquario di Phuket ed è molto bello, l'abbiamo visto dalle foto, e queste persone qua sicuramente invece in spiaggia con queste barche organizzano delle escursioni in queste isole che ci sono di fronte. Una si chiama Banana Beach e un'altra, il nome dell'isola non me lo ricordo, però c'è una spiaggia che si chiama Plastic Beach. Dal nome, il nome non è molto incoraggiante, però vedete tutte queste barche sicuramente possono portarci dall'altra parte. Adun è un furbacchione, ci porta a Banana Beach, però vuole un po' di soldi, ne voleva 3.000, siamo scesi a 2.500 ed è molto uguale, però andiamo lo stesso, è bravo. Abbiamo prenotato con Adun e ci porta sabato in queste isole che ci sono davanti, Banana Beach, e faremo diverse spiagge. Vuole molto, ma è
troppo bravo, era troppo dolce e quindi molto, che poi traducendo in euro vuole 60 euro tutto il giorno, dalle 8:30 alle 16 ci porta di là e ci riporta qui. Poi quando io l'ho presa. Watermelon. No, per me. Adesso si rientra, ha risolto tutto, sono le 6, Davide avrà finito e rientriamo a casa. Abbiamo conosciuto anche 3 ragazzi italiani, mi ricordo un nome solo, Gaetano. Ciao, ciao ragazzi. E adesso vediamo Dado a che punto è. Pomeriggio super proficuo, risolto una cosa importantissima. Davide non ha ancora finito e quindi andiamo a comprare 2 cose che ci servono in un grande supermercato, quello che avete visto l'altro giorno, tipo Macro. Parmigiano, una bottiglia di vino bianco ci compriamo. Boh, vediamo. สวัสดีค่ะพี่มินิมาร์ททุกท่านค่ะอย่าลืมเปิดไฟทุกดวง Ci va alla grande questo supermercatino perché c'è veramente di tutto. Non troviamo solo il sugo, ma magari lo trovo in un 7-Eleven qua avanti. Un po' di spesa ce la siamo fatta. Un'altra bottiglia di vino ce la siamo comprata. Abbiamo riniziato a bere il vino, non fa più a mollarlo, Rita. Vabbè, sì che si può, sì che si a casa. Ci perché- piace. ci piace sì. È buono. Adesso ragazzi, tisanetta. Col bollitore, ti piace il bollitore? Mi piace da morire. Il bollitore lo adori. Sì. Mi piace il bollitore, mi piace anche Il tostapane. Ce lo compriamo e lo mettiamo in camper. Sì. Rita, come siamo messi? Stavamo spostando dei voli, poi sei sparita in cucina. Perché altrimenti non faccio a tempo, solo un fornello. Hai fatto patate lesse e carote. Abbiamo delle polpette in bianco perché abbiamo comprato il macinato. Abbiamo anche dei broccoli. Sì, possiamo fare anche un po' di pasta volendo. 2 spaghettini. No, io direi di no a cena. Come sempre, zero. Che ne dici? Basta Ci sono le questo? patate con l'olio d'oliva Io buono. mangio solo verdure, a voi basta? Sì, quello? ci basta. Sì, ok, a posto. Anche questa sera siamo arrivati a cena e la chiudiamo così. Giornata super proficua. Così sappiamo quando dobbiamo prendere gli aerei, quando dobbiamo tornare, quando dobbiamo partire. Siamo più tranquilli sapendo adesso quanto dobbiamo effettivamente rimanere qui. Perché sino a quando non esci dal paese e rientri non hai nuovo timbro, non hai nessuna proroga. Eccola qui la Rita a cena. Buon appetito. Buon appetito A domani. e a domani Rita. Faremo vedere qualcosa anche domani. Sì. Ce n'è in Thailandia da vedere. Ce n'è da vedere. Ciao a tutti. Ciao, buonanotte. Buongiorno a tutti amici. Oggi ci salutiamo all'ora di pranzo. Abbiamo fatto un sacco di cose stamattina. Lavoro, compiti di Davide, allenamento cucina. tutti e 3, cucina. Guardate che bello. Adesso un po' di relax. Adesso pranziamo, guardate che bello cosa ha preparato Rita. E adesso ce lo mangiamo. Il pane già girano. Poi Davide avrà la scuola, farà la scuola e io e Rita come sempre andiamo in giro, andiamo a vedere qualche posticino nuovo da filmare. Portiamo il drone, vediamo cosa troviamo. Ok ragazzi? Rita, usciamo che Davide alla scuola ci caccia via, andiamo. Davide ci caccia ragazzi, è giusto, alla scuola, i suoi compagnetti, deve stare solo per sentirsi più libero anche di esprimersi. Un minuto di scooter e abbiamo già trovato una spiaggia e un bel panorama da farvi vedere. Vediamo se ci piace anche dall'alto.
Hello. È buone. Arrostiscono sempre ragazzi, ma noi adesso andiamo a farci un giro. La spiaggia l'abbiamo vista, dronatina piccolissima. Arriva un profumo qua, anche le uova mettono sulla braccia. Ecco dove ci troviamo amici, qui abbiamo la casa e qui dove c'è il puntino blu invece siamo noi adesso. Siamo praticamente nell'altra punta, viviamo in questa ma siamo in quest'altra e c'è già molto traffico, però è anche bello, ci sono bei posti sicuramente. E ve lo faccio vedere con la Rita anche. Ci troviamo a Rawai, forse il nome non lo so se di questa baia, di questa spiaggia, non lo so, di questo paese. C'è anche una bella isolotto davanti, ci sono le barche che fanno la spola, ma noi abbiamo già prenotato da un'altra parte. Siamo già a 34 minuti da casa, ma continuiamo altri 17 e arriviamo a un'ora praticamente, ma vi facciamo vedere una bella spiaggia, si chiama Koh Tao. Ci siamo fermati un attimo per ristorarci, c'è un caldo pazzesco. Andiamo a vedere questa spiaggia che vi ho detto, ma prima caffettino e acqua fresca. Vi faccio vedere la situazione anche qui, negozietti, market, ristorantini a destra, attraversi la strada, un parcheggio invaso e una spiaggia qua di fronte. Adesso scendiamo e ve la faccio vedere, bella ma troppa gente ovunque. Questa ragazzi è la spiaggia di cui vi ho parlato, da lì su, dalla strada. Guardate quanta gente c'è anche qui, è bella vabbè, in spiaggia in effetti non è che ci sia così questo carnaio. E questa è un'altra spiaggia che c'è sulla destra, bellissima anche questa. E qua inizia ad esserci sempre sole e tanto caldo. Questa è la spiaggia bellissima che avete visto con la dronatina di un minuto fa. Andiamo a vederla anche da giù, meravigliosa. Ovviamente invasa, strapiena. Questo è il parcheggio di questa gigantesca spiaggia. Qualche scooterino c'è, guardate anche intorno. Qualcuno c'è. Giusto qualcuno. Adesso vi faccio vedere quanto è bella da questa prospettiva, vediamo come faccio un gazebo, lo sorpasso, giro la GoPro, guardate che meraviglia questa spiaggia, gigantesca, bianchissima, e anche il mare deve essere molto bello, e poi con sabbia e poi queste temperature amici, non mi stanco mai di ripeterlo, cioè adesso ci saranno 32-33 gradi, c'è un caldo assurdo, stiamo sudando anche in scooter. Pensate che bello qui adesso, sdraiati, bagnetto, no, troppo bello.
5, manca un'oretta alla fine della scuola di Davide e mancano 43 minuti per rientrare a casa. Un giretto l'abbiamo fatto anche oggi. Comunque per esplorare solo Phuket ci vorrebbero un paio di anni. È gigantesca, noi ci perdiamo nelle strade, nei percorsi, sbuchiamo nelle spiagge, è meraviglioso. Bellissimo. Però ci vorrebbe molto tempo davvero per visitare tutto. Siamo praticamente nella costa dove avremo la casa prossimamente, quindi magari queste spiagge le potremo anche frequentare. Anche oggi ragazzi, bel giretto, siamo tornati a casa, ci siamo riposati un attimo, adesso partita a scacchi con Dado, sta imparando, gli piace molto e sono felice perché mi piace molto il gioco degli scacchi ed è un buon passatempo. Rita invece aveva ancora i piatti da fare e poi è ora di cucina. Sono tornata al mio angolo cucina. E poi è ora di cucina. E Dado ha imparato presto a scacchi, ci stiamo divertendo. Iniziano ad essere partite equilibrate, io non conosco le regole, ho sempre giocato, ma mi distraggo, diciamo. Non mettermi sotto pressione. Che adesso se faccio una mossa tutti mi scrivono: ma dovevi fare l'altra. Dobbiamo comprare una bella scacchiera, questa in carta con i così disegnati non mi piace molto, vabbè però. Sentite la mosca ragazzi. Comunque pausa nella partita di scacchi perché ci siamo accorti che non abbiamo più vino, voglio bere un bicchiere di vino rosso a cena. Rita, vado. Dai. Al volo, andiamo Dado. Siamo pronti. Rapidi ragazzi, rapidi, 3 secondi e siamo da 7-Eleven, forza. Troppo cari, costerà 13 euro questa bottiglia. Sì? Ah, basta. 20 no, 20. Vino preso e andiamo a finire la partita. Una bella partita. E poi come per magia siamo di nuovo in casa. Vediamo cosa ha preparato Rita. Ha preparato della carne a straccetti, della verdura, patate e broccoli. Togliamo il vino dal frigo, dal freezer. E ceniamo. Pane tostato e basta. E basta. Domani ultimo giorno di scuola di Davide e poi iniziamo a spostarci dalla mattina sino alla sera. Noi siamo dei viaggiatori con molti impegni ragazzi e quindi viaggiamo quando possiamo. Il resto dei giorni dobbiamo stare per forza così. Scuola di Davide, istruzione al primo posto. Buona cena a tutti amici. Una bella cenetta in casa, bicchiere di vino rosso e anche oggi è andata. Ci vediamo domani mattina, ultimo giorno di scuola di Davide della settimana. Io e Rita come sempre andremo a esplorare qualcosa e poi da venerdì usciremo in 3. Buonanotte. Buonanotte. A domani. Ciao.